Nuova era nel canile di Ponzano, che dall'inizio dell'anno è gestito dai volontari dell'ENPA. Ora la struttura di Via Fossa per cani abbandonati, grazie a una nuova vitalità, è riuscita ad affidare moltissimi cani e tra gli altri anche numerosi fra quelli che vivevano nel rifugio sin dal 1999. Così è stato per Gabriele, ridotto all'immobilità, entrato da un anno di età, che vi ha trascorso 14 anni fino allo scorso febbraio. L'ENPA in questi primi 5 mesi ha dato in affido oltre 150 cani che così ora non sono più a carico delle casse dei vari comuni. Da gennaio, nonostante un centinaio di nuovi ingressi, gli ospiti sono scesi infatti da 174 a 123. Cambia che non avremo più cani abbandonati e quindi cambia completamente la storia degli abbandoni nel nostro paese, almeno per quanto riguarda i cani. Poi per i gatti si aprirà un altro capitolo. In questi mesi è stato compiuto un enorme sforzo organizzativo per ristrutturare alcune parti della struttura che presentavano grosse carenze e questo anche grazie alla collaborazione e all'intervento economico di amministrazione comunale e USL numero 9. Ora, grazie ai tanti volontari, tutti i cani vengono fatti uscire dai recinti fino all'area di sgambamento, dove possono sgranchirsi senza contare l'emozione che tutti provano nel vederli lasciare il rifugio per entrare a far parte di una vera famiglia e cominciare una vita diversa.